quindi anche Celeste Trentin, Sugarino, Gaia Pavlovic dell'Atletica Valle di Non e Sole, Nadege Bisoffi dell'US Quercia Trentin Grana, Lucilla Zanetti dell'Atletica Trento, Alessia Pontalti dell'Atleticus ha concluso la sua gara. Al primo passaggio Nadia ha fatto ottimamente la stagione dell'Atletica Valle di Non e Sole, in gran forma. Nadia Battocletti attualmente in testa, Valentina Santoni in seconda posizione per l'Atletica Alto Garda Eletro. Di corsa campestre, quindi atleta in gran forma che vuole del Grand Prix giovanile su pista, ha già distanziato le altre atlete. Ultimo giro per Nadia Battocletti ed è Valentina Santoni che guida il gruppetto delle 3 inseguitrici. Ultimo giro per le atlete, le cadette, queste 1000 metri che vedono sempre Nadia Battocletti spedita, ricordo campionessa italiana quest'anno. Ed ecco Nadia Battocletti applaudita al traguardo per questa eccezionale corsa dei 1200 metri che la vede tagliare il traguardo con quasi 200 metri in anticipo. Arriverà in seconda e terza posizione. Prima Valentina Santoni guidava un gruppetto di 3 atlete inseguitrici. E adesso è Alessia Centinini che va a prendersi la seconda posizione, terza piazza.